Tra le reazioni al decreto del governo cosiddetto sul rave, da nord-est arriva anche la voce di Tommaso Cacciari, un attivista da sempre impegnato anche nelle attività che riguardano manifestazioni di piazza. Con questa norma anti-rave questo governo Meloni non perde occasione per dimostrare la sua natura tutt'altro che di alto profilo e tutt'altro che tecnica, ma dimostra la sua natura muscolarmente di estrema destra. Guardate, io non ho particolare simpatia per i rave, non sono mai stato a un rave in vita mia, anche perché penso che sia una forma molto impolitica se si fa eccezione per l'origine del fenomeno culturale inglese della metà degli anni Ottanta, ma questa è una norma estremamente pericolosa. Secondo Cacciari, dopo le prime norme che hanno colpito donne e migranti, ora il governo prenderebbe di mira i giovani e quindi bisogna opporsi. Decide di colpire i giovani con una norma che non riguarda esclusivamente i rave, ma che punta a colpire ogni manifestazione spontanea, che punta a colpire il diritto a ritrovarsi, il diritto anche a manifestare, punta a colpire anche gli spazi autogestiti. È una misura estremamente pericolosa a cui bisogna disobbedire in massa. Una norma che va combattuta, afferma Cacciari, perché punterebbe a colpire le manifestazioni in generale e quindi per questo da lui giudicata ancor più pericolosa.